Parliamo di insetti, quindi insetti che in questo caso sono utili, insetti che vengono allevati non per un consumo umano ma per entrare nella filiera mangimistica. Questo fa parte di un progetto di CRPA, il Centro di Ricerche e Produzioni Animali di Reggio Emilia, un progetto che vuole trovare una economia circolare nel utilizzare i sottoprodotti dell'agricoltura per farne un prodotto che diventa utile per l'alimentazione zootecnica. Professor Piccinini, in che cosa consiste questo progetto? Ma l'idea da cosa è nata? Come sappiamo, a livello mondiale la popolazione sta aumentando, cambiano gli stili di vita, c'è sempre più richiesta di proteina. La proteina però serve anche per l'alimentazione zootecnica e quindi c'è l'esigenza di sempre più trovare nuove fonti proteiche per sostituire fonti classiche come ad esempio la soia, che ad esempio nel nostro paese è quasi importata al 100%. Gli insetti sono una fonte proteica molto interessante. Ecco quindi la possibilità, abbiamo visto la possibilità di allevare questi insetti utilizzando per il loro allevamento come substrato di crescita sottoprodotti e in particolare sottoprodotti della mangimistica, visto che poi le farine finali proteiche di questi insetti verrebbero riutilizzate dalla mangimistica e quindi il discorso di chiudere il cerchio e quindi di economia circolare, sfruttare sottoprodotti del settore mangimistico per produrre altri prodotti utili al settore mangimistico. Quindi non si butta via niente, ma soprattutto in questo percorso viene utilizzato il calore, un'energia che deriva da un biodigestore. In questo momento ci troviamo a Bondeno nel Ferraresi in un'azienda che sfrutta appunto il biodigestore e in questo caso anche sede di questo progetto dove vengono allevate queste mosche. La mosca soldato che è stata scelta come insetto per fare questo tipo di attività. Esatto, l'altra idea era per allevare gli insetti, le larve degli insetti e di mosca soldata in particolare, che si è rivelato uno degli insetti più efficienti e più facili da allevare, è il calore che serve. Negli impianti di biogas agricoli spesso c'è un'eccedenza di calore, un surplus di calore che non sanno come utilizzare. Ecco quindi la possibilità di realizzare presso gli impianti di biogas agricoli, che già tra l'altro trattano spesso sottoprodotti anche dell'industria mangimistica per produrre biogas, ma quindi utilizzare il calore residuo e i sottoprodotti che già arrivano all'impianto per produrre anche insetti, in modo da arricchire l'economia dell'azienda, quindi non solo più energia rinnovabile, ma anche farine proteiche da usare nella mangimistica, utilizzando come substrato di base sottoprodotti che già arrivano nell'impianto di biogas per produrre biogas e il calore in eccesso per valorizzarlo per ottenere un prodotto. Quindi, in teoria, i 240 e passa impianti di biogas agricoli che già sono operativi nella nostra regione e che già in grande parte utilizzano sottoprodotti scarti dell'agroindustria e della mangimistica possono diventare sede anche dell'allevamento di insetti e quindi della produzione di farine proteiche che possono andare a sostituire nella mangimistica quote, ad esempio, di soia e quindi ridurre le importazioni di questo prodotto, soprattutto dal Sud America e dall'Asia, che sono le fonti principali di produzione. CRPA è capofila del progetto, chi sono i partner e soprattutto fa parte di un progetto molto ampio, quindi il gruppo operativo per l'innovazione è tra coloro che promuovono questa iniziativa. Esatto, il GOI, il gruppo operativo per l'innovazione, è finanziato sul piano di sviluppo rurale della regione Emilia-Romagna ed è quel mezzo che serve per portare l'innovazione nel mondo agricolo, diciamolo così. Il CRPA è il coordinatore, i partner sono, oltre alla società agricola che ci ospita oggi, che è Energy 3 di Bondeno e che ha appunto un impianto di biogas agricolo per produrre energia elettrica e calore, poi c'è la Progeo, quindi il più grosso gruppo mangimistico della nostra regione, uno dei più grandi gruppi mangimistici nazionali,
abbiamo Italmix, che è un'altra società coinvolta nel settore mangimistico, e poi abbiamo 2 aziende che producono trote nell'Appennino reggiano. Perché le aziende che producono trote? Perché l'acquacoltura è uno dei settori già autorizzati dall'Unione Europea ad utilizzare le farine proteiche di insetti per l'alimentazione degli animali, delle trote. Gli altri settori sono i volatili da compagnia e da circa un anno anche i suini e gli avicoli. Quindi si sta allargando tutto il possibile utilizzo mangimistico di queste farine proteiche da insetti. Ecco, dottor Piccinini, un'ultima domanda. Quando potranno essere messe a sistema, quindi su larga scala, queste vostre ricerche che avete fatto sulla mosca soldata? L'ultimo partner, gli altri partner sono l'Unimore, l'Università di Modena e Reggio, che è il partner scientifico che ha la conoscenza degli insetti per svilupparli, e poi c'è Dinamica, che è una società di formazione professionale nel settore agricolo, che appunto ci sta aiutando a divulgare questa conoscenza. Noi riteniamo che la tecnologia sia già matura. In Italia non abbiamo ancora realizzazioni in scala industriale, abbiamo già 2 o 3 prototipi come questo qui in funzione, però se andiamo nei paesi nord europei, tipo l'Olanda, il Belgio o negli Stati Uniti, per non parlare della Cina e cose del genere, abbiamo già grossi impianti in scala reale, già in grado di produrre migliaia di tonnellate di queste farine proteiche già utilizzate, non solo in mangimistica, ma si sta incominciando anche ad utilizzarle nell'alimentazione umana. Quindi diciamo il settore è pronto, si tratta di dimostrare che la tecnologia c'è, che è possibile farlo, che i costi, anche se all'inizio ovviamente sono un po' più alti di quello che vorremmo che effettivamente siano, ma con il tempo poi si dovrebbero abbassare e diventare effettivamente competitivi, riteniamo che sia già maturo per partire. Lara Maestrello dell'Università di Modena e Reggio Emilia è responsabile del laboratorio di entomologia applicata. Allora, una super esperta di insetti, e come mai in questo progetto viene scelto questo tipo di mosca che non è quella che noi vediamo normalmente, ma ha delle caratteristiche diverse e soprattutto ha un utilizzo diverso? Allora, direi che intanto partiamo dalle larve, perché vedete, queste sono appunto le larve, e sono loro, diciamo così, lo strumento di economia circolare. Perché? Qui le vedete già mature, sono già cresciute, anzi alcune le vedete più scure, queste qui sono quelle che se non le bloccassimo qui sono poi destinate a diventare pupe, poi dopo a diventare adulti, e dopo vediamo anche come sono gli adulti. Perché queste larve, adesso le vedete belle cicciotte, loro si nutrono sostanzialmente di sostanza organica a vari livelli della decomposizione. La cosa bella è che in teoria li potremmo nutrire con qualunque substrato organico purché umido, loro hanno bisogno di tanta umidità. E perché sono un potente strumento di economia circolare? Perché praticamente noi possiamo pensare di utilizzare i nostri sottoprodotti di vario tipo, organici chiaramente, diciamo così che per la legge europea si possono solo utilizzare sottoprodotti di origine vegetale e anche dell'origine della filiera latterio-casearia delle uova, non il resto, quindi non diciamo dalla filiera della carne, così. Questo proprio per la nostra legge europea sulla mangimistica. Detto questo, loro in teoria lo possono fare, ma legalmente in Europa non si può. È importante chiarirlo. Quindi loro cosa fanno? Si nutrono di questi sottoprodotti vegetali, giustamente serve un giusto mix per farle crescere velocemente e farle diventare belle grasse. Crescono molto rapidamente. Pensate che per diventare così, 1,5 centimetri, 2, ci hanno impiegato grosso modo 10-12 giorni. Quindi perché sono un potente strumento di economia circolare queste larve? Perché si parte da un substrato che ha un basso valore economico, gli scarti, i sottoprodotti, e loro crescendo, ecco che si ottiene degli animali che quindi hanno un elevato contenuto in proteine, in grassi e in chitina. La chitina, lo vedete anche qui, questa è un'esuvia appunto di una delle larve,
E la chitina anche è questo polimero che può essere potenzialmente utilizzato per tanti scopi industriali. Capite bene che proteine e grassi sono cruciali in ambito mangimistico, ma volendo in un futuro anche alimentare, ma poi anche altri scopi, perché poi ad esempio con i grassi ci si può fare anche il biodiesel volendo, nell'ambito cosmetico, le proteine, insomma lo sappiamo, ci si fanno anche le bioplastiche con le proteine. Ecco, un altro elemento che va preso in considerazione è evitare l'inquinamento, dico io, da mosche, quelle domestiche, che rischiano di, non dico di compromettere, però insomma è chiaro che sono altri tipi di mosche, magari le facciamo vedere che la mosca... Esatto, allora queste erano le larve, che sono lo strumento di economia circolare, ma le larve non ci sarebbero se non ci fossero i loro genitori. Ecco quindi che vediamo l'adulto della mosca soldato, qui vediamo maschi e femmine in una gabbiettina piccola. Bene, questo è quello che si otterrebbe se si continuasse, si facessero crescere quelle lì da pupe, dopo dalle pupe sfarfallano gli adulti, che come vedete sono mosche, sì, ma molto strane, perché l'idea che abbiamo della mosca è quella della mosca domestica, infestante e così via. Invece no, queste hanno una vita di grosso modo 1 settimana, 2, non si alimentano, e questa è una cosa interessante, perché il motivo per cui le mosche domestiche sono un problema è che da adulte, per potersi riprodurre, hanno bisogno di mangiare e quindi cercano da mangiare ovviamente dove ci siamo noi e quindi ci danno fastidio. Quindi sono infestanti, tra l'altro la mosca ci trasmette anche dei patogeni, lo sappiamo, no? Perché vanno da substrati diciamo così poco puliti al nostro cibo e quindi ci possono trasmettere dei patogeni. Invece no, queste mosche qua sono mosche che non necessitano di mangiare, soltanto di abbeverarsi, quindi un po' di acqua, ma loro appunto iniziano a, giustamente adulti, dopo 2 giorni da che sono uscite fuori dalla pupa, si cercano i partner, fanno queste danze particolari, dopodiché la femmina è pronta per deporre le uova. Da brava madre depone le uova in un substrato asciutto, di solito in delle fessure, ma da cui la larvina appena schiude cadrà in un substrato organico dove si potrà nutrire. Quindi questa è proprio l'idea. Quindi perché sono così utili e tra l'altro interessanti e benefiche? Perché intanto da adulti non sono infestanti e da larve sono strumenti di economia circolare. Quindi un allevamento di queste mosche è sicuramente utile in tanti scopi, in tanti settori.